di incidente e ovviamente sulla viabilità autostradale. Presidente, oggi firmati 2 protocolli che consentiranno un coordinamento in vista dei lavori sulla terza corsia, una sicurezza in più per i cittadini. Assolutamente, non va lasciato nulla al caso, noi speriamo ovviamente di non attuare mai, di non applicare mai questi protocolli, però siamo pronti a tutto. Questi protocolli sono importanti perché individuano delle procedure da seguire automaticamente nel momento in cui si dovesse verificare qualcosa lungo il percorso dell'autostrada, laddove interveniamo e dove ovviamente, restringendo le carreggiate, non essendoci la via di fuga d'emergenza per diversi chilometri, dobbiamo appunto essere pronti a tutto. Quindi delle procedure che verranno applicate per deviare il traffico sia sulla viabilità ordinaria che sulla viabilità autostradale alternativa, e abbiamo messo insieme tutti gli attori di questo processo, dal 118 all'elisoccorso, passando per la polizia stradale, vigili del fuoco, Autovie Venete, Autostrade per l'Italia e ovviamente la prefettura che ha coordinato l'iniziativa, che è stato il frutto di un lavoro fatto sul territorio. Questi protocolli applicano iniziative che sono state condivise con i sindaci, con i territori, per cui come ripeto siamo pronti a tutti, auspicando di non doverli mai utilizzare.